Siamo con Marina Biasuzzi, che è stata recentemente premiata come signora dell'Ippica, tra l'altro una bellissima serata organizzata da Ippo Group Capannelle in una location altrettanto prestigiosa. Quindi le chiedo di commentare questo bel riconoscimento. È stato un grande onore far parte di questo gruppo di signore, un po' trottatrici, un po' galoppine, dal concorso ippico, tutte persone straordinarie, tra cui questa ragazza di 19 anni che ha partecipato e peraltro si è piazzata molto bene alle Paralimpiadi a Tokyo. Cornice eccezionale perché questa la chiamano la casa dei cavalieri di Rodi e Malta, ma in effetti è un palazzo meraviglioso con una vista sui fori imperiali, l'Ara Pacis e il Colosseo da mozzafiato. Organizzato molto bene, è stata una serata molto piacevole. Si è parlato un po' anche di qualche piccolo problema ippico, ma sappiamo che l'impegno di tutti è quello di cercare di venire fuori da una crisi così difficile. Speriamo che il Covid non crei altri problemi e poi l'impegno di tutti e di tutte è quello di lavorare insieme per qualcosa per cui assolutamente ne vale la pena e che poi ci porti a qualche risultato migliore. Bene, la ringrazio e le rinnovo ovviamente i complimenti per questo bellissimo riconoscimento. E tante cose a tutti.